Siamo particolarmente emozionati e do davvero il benvenuto. A meno di 2 anni dal maggio 2012 oggi è una grandissima soddisfazione rientrare in questo palazzo. La scelta di ripristinare subito la biblioteca nel suo spazio, che è un luogo della cultura, vuole essere una scelta di far tornare in piazza, di far tornare a Quistello un centro dove svolge attività culturali, dove la comunità si possa ritrovare, dove possono tornare a essere tutte quelle iniziative che hanno caratterizzato la nostra comunità. Penso ai tanti corsi, ai tanti eventi, ai tanti incontri che sempre si facevano in questi spazi. Quistello ha ancora un comune inagibile, la sede municipale di Piazza Matteotti, ha ancora una chiesa inagibile nel centro storico del paese e su questi interventi su questi palazzi bisogna agire con urgenza. Se sul primo, il municipio, le risorse sembrano quasi disponibili, sembrano vicine, grazie al famoso DL 74, sulla chiesa resta un'incognita perché lo Stato, che aveva promesso 74 milioni per i comuni mantovani, oggi a 2 anni dal sisma ne può mettere a disposizione solo 18. La volontà e la capacità dei cittadini, quando l'amministrazione è competente ed è unita al popolo, fa la differenza. Vi sono posti dove si sperpera, dei posti dove non si conclude e ci sono dei luoghi come Quistello nel quale, a prescindere, come ricordavi giustamente prima, dalle colorazioni politiche, la popolazione e la sua amministrazione sono stati capaci di utilizzare tutti i canali necessari per sollecitare chi ritardava a dare ciò che a voi era dovuto. Noi abbiamo chiesto una mobilitazione della Regione Lombardia perché noi non chiediamo che ci vengano dati i soldi del DL 74, noi pretendiamo che ci vengano dati i fondi del DL 74. Oggi è una festa per tutti noi e per tutta la gente di Quistello, perché il centro culturale era prima del terremoto un punto di riferimento e finalmente ritorniamo con tutti i nostri servizi, con tutto quello che era nella nostra tradizione, quindi molto lavoro per i ragazzi, molto lavoro informativo, tante novità. Di fatto la biblioteca non ha mai smesso di lavorare in questi 2 anni così drammatici e faticosi, perché l'amministrazione ha investito e quindi siamo stati nei container, poi in un piccolo negozio dove veramente avevamo solamente un esempio di che cos'è una biblioteca, però abbiamo continuato in qualche modo a tenere il filo con il nostro pubblico, quindi riteniamo che proprio sia una festa anche per loro, per tutti.